This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now. Oggi 15 febbraio 2019 siamo alla festa del ciclismo pistoiese con il comitato provinciale di Pistoia per la premiazione per gli atleti e non solo che si sono distinti nell'anno 2018, alle porte di una stagione che inizierà a breve piena di successi sicuramente per il nostro ciclismo. Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, oggi un onore essere qua al comitato provinciale per questa festa. Ti hanno già fatto i ringraziamenti, non devi essere che contento. Sì, assolutamente, è un onore, li ringrazio per l'invito, veder premiare tanti ragazzi, tanti giovani che fanno sport, uno sport così particolare, importante per la nostra terra, che ha una ricca tradizione, così faticoso come il ciclismo, che però regala emozioni a tutto il paese, è ancora più bello. Li ho anche invitati, li aspetto per le prossime premiazioni in Sala Maggiore del Palazzo Comunale e mi hanno già detto che sarebbe per loro anche un onore, ne hanno voglia, anche per risaldare il legame tra la città, l'amministrazione e tutti questi ragazzi, tutte queste società che fanno grande fatica, fanno un impegno, mentre i ragazzi non è mai facile, ci vuole cura, insomma insieme alla famiglia, insieme alla scuola, lo sport concorre a educarli. Allora, visto l'appoggio delle istituzioni al comitato provinciale pistoiesi, non gli resta che camminare su una nuova strada, istituzioni, ciclismo pistoiese, ciclismo e soprattutto sport in generale, visto la tua appoggio per tutto quello che hai detto adesso. Sì, assolutamente. Da sindaco una delle cose che mi fa piacere è sapere che ci sono centinaia di ragazzi impegnati nel pomeriggio nel fare sport, con persone che li seguono, che gli insegnano valori, che gli insegnano le regole, gli insegnano il rispetto. Ecco, più sport, più società, più associazionismo, e questo a cui punta l'amministrazione. Ripeto, i nostri ragazzi, soprattutto nell'età anche tanti ragazzi a cui abbiamo premiato oggi, 12, 13, 14 anni, è un momento importante per la loro formazione, è il momento anche di toglierli dalla strada, magari di levargli qualche grillo alla testa e metterli nello sport, nell'agonismo, è importante, quindi ben venga, il ciclismo è anche uno sport nobile, speriamo veramente di riuscire insieme a fare qualcosa, sicuramente per quel poco che può fare l'amministrazione, a promuoverlo sicuramente. Un evento nella Sala Maggiore, in Piazza del Duomo, può essere un momento anche di rilancio ulteriore dello sport. If we could pause, oh yes, if we could pause, our souls would not die out at all. Vittoriana, delegata del CONI alla festa del ciclismo pistoiese del 2018, oggi come abbiamo già detto con Bacci anche tante premiazioni, bei ragazzi e un 2019 per partire di slancio. Sì, come ho sempre sostenuto il ciclismo è un'attività, uno sport molto importante per la mia provincia, quindi io sono contentissima e orgogliosa di essere qui oggi per queste premiazioni, per fare complimenti a tutti questi bambini soprattutto e che sia un 2019 divertentissimo per tutto e pieno di risultati. Done.
Alessandro Beccherucci, una bella festa, tanti ragazzi, tante premiazioni con la presenza di Bacci. Non c'è altro che rimanere contenti per il 2018 e ora partiamo di corsa per il 2019. E si parte anche bene quest'anno perché per la prima volta un sindaco si è degnato e ha accettato l'invito del nostro presidente Talini. Abbiamo avuto anche il comandante della Polizia Stradale nuovo che mi sembra interessatissimo. Abbiamo la Vittoriana che come CONI è sempre presente, le società, tanti bei ragazzi e tanta voglia di andare avanti. Allora non ci resta che lavorare per il 2019 e rimboccarsi le maniche per fare una stagione coi fiocchi. Io spero, mi auguro che sia davvero così, anche con l'aiuto dei signori che ho dietro la telecamera e dell'aiuto che date come televisione al nostro sport. Il prossimo anno credo sarà un anno bellissimo, sarà un anno meraviglioso. Giacomo Bacci, oggi alla festa del Comitato Provinciale Pistoiese, un lustro per Pistoia, visto che si sta impegnando sempre più negli anni, quest'anno come tutti gli anni ha anche una gara a professionisti. Ma sicuramente una provincia che ha regalato sempre momenti importanti, non si poteva mancare e quindi oggi siamo qua a cercare in qualche modo di sostenere per il proseguo dell'attività. Sicuramente una provincia che anche quest'anno nel 2018 ha chiuso con dei buoni successi e io credo che ci siano tutti i presupposti anche per il 2019 per ben figurare, quindi auguriamocelo perché sicuramente in qualche modo sarà protagonista anche nel 2019. The sun, the wind and the water make part of myself, not just part of my soul. This part of my soul bring me back joy. Riding in my boat, now I can't even let go back to the world outside of East April. Where empire mean nothing, nothing for Canterbury. Everywhere is crazy, not sure that I'll be free. Let's go back to the world, all the seven seas, where fishes in the air, jump for Canterbury. We're fishermen in water, make sure that you'll be free. Domizio Spadi, abbiamo avuto oggi istituzioni qui presenti per premiare un 2018, ma avendo tutte queste istituzioni presuppone un 2019 per partire di slancio in tutto, in sicurezza, per i bambini, per il ciclismo, per lo sport, per andare avanti per un 2019 pieno di sport e di ciclismo. Sì, diciamo che questa serata di premiazione è stata per noi una bella cosa perché avere le istituzioni che abbiamo avuto sinceramente ci fa onore e ci orgoglia di quello che facciamo tutto durante l'anno. Noi durante l'anno ci diamo da fare, tiriamo avanti tante cose insieme alle società, insieme agli organizzatori, ai tesseramenti, a tante cose, perciò il nostro lavoro credo viene ripagato dalla soddisfazione di avere queste persone. È stata una bella serata, una bella festa, molta partecipazione, perciò siamo orgogliosi e contenti. In questa festa avete premiato anche la sicurezza, coloro che vengono soprannominati gli angeli dei ciclisti, coloro che vanno a proteggere sulle strade la loro sicurezza, la loro incolumità, un lavoro che non è facile. Il gruppo motociclisti pistoiesi è un elogio per il Comitato Provinciale Pistoiese e non solo. Sì, diciamo che nelle file del Comitato Provinciale non c'è solamente società, tesserati, giovanissimi, ma c'è anche un gruppo che fa sicurezza alle gare. È un gruppo che fa sicuramente un lavoro straordinario, che è un lavoro di supporto al ciclista, perciò è semplicemente da elogiare quello che noi intendiamo fare, oltre al premio alla Polizia Stradale che collabora con noi,
con il gruppo, diciamo, motociclisti abbiamo istituito un premio che va a premiare un'annata fatto di sacrifici e di rischi, anche perché fare la scorta tecnica non è un meccanismo molto facile ed è sicuramente un onore avere nel nostro comitato questa società che è il gruppo motociclisti pistoiesi. Luciano Talini, presidente del comitato provinciale, la festa ormai è terminata, siamo a ringraziamenti, dimmi te. Che ti devo dire, io quando vedo la sala piena di bambini sono già soddisfatto. Poi quest'anno abbiamo avuto anche come ospiti, insomma, è venuto il sindaco di Pistoia, è venuta la comandante della statale, che noi non si è mai avuto questa opportunità in 20 anni di averla fra di noi. Oggi insomma è stato sia come personaggi invitati, hanno risposto al nostro invito volentieri, c'è stato il presidente del comitato regionale, il consigliere, il presidente della struttura tecnica, insomma è stata una bella serata per me, secondo il mio punto di vista. Io mi auguro che questi bambini qualcuno riesca a fare il salto di qualità e non solo quello, è una cosa di promozione perché questi bimbi, trovando i suoi amici, parlando, hanno l'opportunità di dire: oh, mi hanno dato 3 mozzarelline oggi, mi hanno dato un attestato. Insomma, è un incremento affinché il nostro sport si progredisca perché abbiamo bisogno di forze nuove. E i bambini sono quello che reggerà il ciclismo, è il futuro. Perciò io sono molto soddisfatto di stasera, ringrazio in particolar modo la televisione stasera, la televisione, perché questa ci ha dato la possibilità di far vedere quello che Pistoia ha fatto e che farà in futuro. Grazie a tutti e un arrivederci sulle strade fra pochi giorni.